Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con l'errore di Badu di Gioiosa, davanti ci va Numero Bimbo di 2, Mille Badu di con Gioiosa, subito squalificato. sui primi anche Atomo del Vento, poi Blue River, lungo la corda c'è Balsamo Leone che cerca di filtrare, poi ancora Brufen Oil, quindi la progressione in mezzo alla pista da parte di Black Fire Horse con Balsamo Leone che va a spostare, va a chiedere strada a Bimbo di Mille e riesce a sfilare dopo 300 metri di corsa in vantaggio. E il primo quarto di Balsamo Leone se ne va in 31,6. Avanza all'esterno Blue River, lungo la corda c'è Bimbo di Mille in seconda posizione a precedere Atomo del Vento, quindi Brufen Oil. La schiena di Blue River è presa da Brenda Cup che precede Bilù Leo. I 600 della testa se ne vanno in 47,4 con Balsamo Leone che guida il gruppo su Bimbo di Mille e Atomo del Vento. A largo sempre Blue River che precede Brenda Cup, quindi Biluleo, ancora Aga dei Veltri. Alla retroguardia sono rimasti il 7 di Air Force One e il 5 di Black Fire Horse. Il primo giro che se n'è andato con un'altra frazione in 31,5 in 1,3 e il primo chilometro da parte di Balsamo Leone che è passato in 1,18,9. All'ultimo transito davanti alle tribune, Balsamo Leone guida il gruppo con al largo Blue River, lungo la corda sempre Bimbo di Mille, mentre c'è la mossa in mezzo alla pista da parte della penalizzata Aga dei Veltri, che cerca di rifare il gruppo per portarsi sulla testa della corsa. Insiste Michele Raimo in terza ruota, trova però l'opposizione da parte di Blue River che continua ad impegnarsi allo scoperto cercando di portarsi sul battistrada Balsamo Leone, il quale per il momento sembra controllare le offensive esterne degli avversari. Brenda Cup mantiene sempre la seconda pariglia, lungo la corda c'è Bimbo di Mille, ora si accelera in maniera decisa, il miglio viene completato in 2,4,5 da Balsamo Leone e Blue River che lottano e si staccano in avanti nei confronti di Bimbo di Mille che ha perso qualcosa nel parziale, poi Brenda Cup e Aga dei Veltri, ancora Atomo del Vento, l'ultima curva passata da Balsamo Leone in 14,8, Blue River che si butta nella scia, Balsamo in vantaggio, Blue River che prova ad andare di dentro ma Balsamo ha una di margine da gestire, Balsamo Leone che sfilando al comando l'ha vinta e completa il percorso di testa nei confronti di Blue River al terzo Bimbo di Mille. 2.33.8, 1.17.7 il ragguaglio cronometrico, 29.3 la chiusa necessaria per respingere tutti i tentativi di Blue River che stracorre all'esterno ma può essere solo secondo perché la vittoria va a Balsamo Leone. Salvatore Valentino allena e guida per i colori di casa di Michela Rossi. Il percorso di testa è impeccabile per il bel Sauro da Nesta F che con una pacca sul posteriore viene ringraziato dal proprio interprete. Al terzo posto l'appostato Bimbo di Mille, 1.8.3 l'ordine d'arrivo della quarta.